todos e bem-vindos a Custatopio nou con Historias. Oggi chi stiamo de sport, lo facciamo non solo per chiedere passione manna per gli sport, ma per cercare di comprendere come si sport dà una mano di aiuto a crescere, a fare giovani e giovani più avvistos. E lo facciamo con un collega di Gabbale, con un collega affamato, Vittorio Sanna. Grazie a Vittorio per essere con noi. Vittorio, tu sei sconnoto in Sardegna, saore sa gara di su Castello, di quando gioca su Castello, di quando ha giocato in sos campos più famados e quando vinse a Manicato Ruere, quando si giocava vinse in serie più minores. E ti domando prima di tutto, e ti ha dato vinse come tutta questa carriera, come ti ha fatto crescere, come ti ha cambiato? Ma non diciamo che si cresce con i giochendi, poi te devo cominciare giocando e a contenti così varianti i giocatori, a comprendere come ti muovi, come ti esti su sport, che è su sport che vai a imparare anche cose spicciocchette, che è su sport che vai a crescere bene in persona e che è su sport che invece devi controllare bene, non è che sia tutto bello questo che vai. Maridonao me la piace, mi ha dato soddisfazione, comunque a Savini sta gente mi va bene, questo mi va bene, forse si vuole comprendere che devo non scionare che sta belli non si ubica in giro sta gente, traballo con isso, sono traballo con chi ho contare barzellette in giro o parastorie, traballo con questo, e quando è che succede che qualcuno mi fa i cittadini, isso mi dona questa forza, questa fiducia che mi permetterà di tornare a essere uomini liberi, poi a Savini comunque mi controlliamo, cerchiamo di non arrettare, siamo diplomatici. Esatto. E invece di noi mi intendo uno che nasce chi pensa, donare senza olli vai da mai a nessuno, insomma cercando di scegliere stabilirare, sta mia abilirare, poi posso sbagliare, non è che questo che ha ragione sia sempre giusto. Poi capita che non abbia bene, ma lo faccio sempre con onestà, questo senza che nessuno può andare in discussione. 1951 inizia la storia dell'Ansicora, lo stadio dove il Cagliari si trasferisce dopo essere stato in via Pola. È lo stadio fortunato della squadra cagliaritana, traccia la storia rossoblù. 3 promozioni dalla C, 2 promozioni dalla B, tra le quali la prima e poi lo storico scudetto. Uno stadio che ha accolto l'entusiasmo del Cagliari, che ha fatto grande la squadra, che ha portato il Cagliari al centro del mondo sardo, al centro del mondo calcistico internazionale. Vittorio, tu sei giornalista, sei mastro di scuola e quanto si sport estintro in scuola e quanto può dare si sport a sor giovani. A me pare che me dar porta sia una cosa che si pone da un'ala che pare non sia importante, invece tocca lo valorizzare. Tocca a fare vestiti e a fare conoscere questi punti sportivi che fanno sacrifici, che lavorano non su di noi ma ottenere dei risultati, che lavorano ogni dì, che non doventi a ici punti con noto de rotto, doventi voi isso sonti ogni dì vai o assigedo in plus in anti, se non ti cresce a cubaco, questo sono tutti sportivi che a tornare a fare conoscere bene i spicciocchetti. E infatti in l'ultimo traballo che ha provato, nell'ultimo libro che ha provato, ha provato questo traballo, questo di portare a fuori tutti questi atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi e a Paralimpiadi, che hanno fatto sacrifici
può arrivare in vita in questi. Poi a Savini hanno partecipato ai giochi, ma non si conosce nessuno su me volta, ma tutti i corsi a Savini che fanno imparare i toinai, quando a Ruisi e in depesi pesare quanta rotta, quando depesi sudare savagnotta, quando depesi ciccai del migliorare di VOD senza che nessuno la regali nuda, corsi su punti i sportivi su dei monni a attenzione di spiccioccare a scuola. E attraverso lo sport noi possiamo cercare di far comprendere ai spippiusi che i punti di arerusu i valori dei uomini, che non funti scetti gusto dei vai dinai, del vestire con una macchina rubella, di andare a imbriagare. Ci può stare gusto tra amico puro, quando si siede picciochetto ci può stare gusto vuota. Ma che non gli ha detto che fa questa cosa. Secondo me toccherà a valorizzare De Brusu, non su puro che trabalha come a televisione, come a radio, come a giornalista, valorizzare De Brusu con i punti sport in cui noi su sacrificio ancora è a sa base del rotto. Zira più spaguinari e forse sì, sorgiovano, come hanno detto bene due, non devono pensare solo e massimamente a Sinari e forse ma su prestigio, a sonore, a sa gloria che portate in domo, ai sacrifici sui fantigei, su sa mamma e su babbo, e quando vincili, non vinci c'è tipo isso, vincili vostra gente che dai fatto pesai, che ha speso tempo con isso, che l'ha formato come Sinara, non solo come atleta, ma come uomini, come femmina. Esatto. E poi uno siamo in tempo di Olimpiadi, ma a te un atleta che ti piace di chinare a questo è un esempio, mi piace di... Ci devono dire, tra questo che hanno alle Olimpiadi ci devono dire, ma diciamo una cosa, secondo me ci devono ancora De Brusu tra questo che hanno a Savara Olimpiadi. Poi tra questo che hanno a Savara Olimpiadi, me la volta si va a di bucciacca propria. C'è la Vicciocca, che era Francesca de Zelargio, che partecipava a 13 Paralimpiadi, l'ultima si deve pagare la lista di Busciacca, non è che... E andando in cui partendo voi di un'altra cosa, gente che ha attento agli incidenti, che ci ha perduto scambas, che ci ha perduto... e chi vuota che si agatta in questa situazione diventa questa forza di si diversare, di accettare cosa che succede e di cominciare a fare sport come altri, ma con questa forza di tornare a essi, di Ciseo, non so, o l'arribai, o lo vai con i fanti altri. E due vanti, me la volta, de vago ne chiestioniamo con Sandrino Borro, che è uno dei primi che ha fatto questa cosa. Succede poi che quando si vuole a correre, in San Maratona arriva prima con la carrozzella, però non dovrei niente commentare prima. Che scendi sì che può spingere la carrozzella, non è tutto facile, cioè, non è che è su motore questa carrozzella. Quindi può arrivare prima la carrozzella rispetto a uno che corre, ci metti il braccio su chi spinge questa carrozzella. E non è che ha fatto meno sacrificio su i Sarroras, non è aici. Per me lo sport è una cosa importantissima, una cosa bellissima e a me ha aiutato tanto ad affrontare tantissime cose ed è veramente una cosa stupenda. Lo sport nella mia vita è stato un punto cruciale dopo l'infortunio, mi ha aperto tanti obiettivi e come che sia stata una rinascita. Entriamo a sattere passione in mano su Castello. Tu commenti su Castello, ma non solo, sul campionato della Serie A e si da questa pandemia, che tanto ha cambiato tutto. Prima di tutto, i test su Castello con me, se non si comprende questa differenza che faccio tra si sport e sa boccia, tra si sport e su Castello. C'è la differenza manna tra sa boccia e su Castello. Uno è su gioco e sa boccia. Quando uno grazie su gioco e sa boccia, poi castigare su Castello, su Juventus, su Inter, poi castigare ogni squadra che viene in televisione o viene in stadio, e poi mi piace come ti gioca su Juventus, mi piace come gioca su Inter, mi piace come ti gioca su Castello. Su Castello con me però non è si scetti su gioco e sa boccia, è sa speranza di usarlo. Sì, devo che conosco e che ha studiato i 100 anni su Castello, scio e a pubio che questa squadra su Castello
faria sempre qualcosa di bruso di questo che via a Sardegna. Cioè, in su Castello ci vonia su Biso, su Olli ottenni qualcosa di bruso, su di bessini di questa situazione. E quindi su Castello con me non è scetti la squadra di boccia. È questa metafora che si ripete a far comprendere su Sardus che noi su doppio lottai ogni adiri può ottenere qualcosa di bruso. Che non è sa forza, che non è le risorse, può ci crei in sa crescita. Su Castello con me è cusso, non è scelto la squadra boccia. Poi se esce la squadra boccia, iniziano ad accabare su come in Antamera, sa chi Castello scetti su Giulio che sa boccia, ma su Castello i tois, sta Sardegna, Aici. Ma devo castigare su Castello non apprangi, ma devo apprangi ogni adire e non che l'altra squadra. Invece su Castello deve rappresentare sa gana di essere prumannus dei gusti che si usoi, crasi lo piosessi, vago prumannus, quando gioco con gli altri, ci deponi a intro. Più gana. Tutto gusto che è sardo so in nai, poi da essere sardo non esti a essere calimero, come ti stai fatto negli ultimi 200 anni. O in nai essi in evolisi di questi aiaius che mandano sul Mediterraneo, di questi aiaius che costruiscono in Uraghe, di questi aiaius che diventano rispettati in tutto il Mediterraneo. O noi essi gustus, non gustus che ho in tesi italiano, pitticheddus, cittius e posso avanti. Posso avanti, poi tengo ci devo portare tutto il gusto che porto in corazzo. Castello e Sassuolo si punti preziosi spunti su apposti una partita a giocare a Gicchendi de Binci, sa squadra de Zeman si imbilla a scetti a su gioco che ieri s'allenaro di cosa sua. In suo primo tempo su Vaguotta sa regattare a maniera di vai a timidi avversari su chi va parte in soro, antiposto in tribulia su portieri Colombi. Tu Arnato primo, ha poi studiato a Pobbidu cantando di storia di questa squadra. Quanto è scambiata, come è scambiata questa squadra? In noi non comprendo i su Castello. In noi merasa di gusto che cassa su Castello che ha sentito la squadra e boccia. A cominciare su presidenti. Secondo me su presidenti bini su Castello o a squadra e boccia. Essendo la squadra e boccia, bini su Castello, tutto gusto che si Sardegna può ridonare alla squadra e boccia. Chi è purtroppo questo che non so, in questo Castigliendi e squadra e boccia si fanno i grechi si dobbiamo accontentare di salvare ogni anno, si nanta a Mataoisi, i giocatori di Mellus lo spostare su altro luogo, non può parlare noi, si nanta che si dobbiamo accontentare. Poi si fa i grechi, gusta questa dimensione come tenere. Che volevo sostenere, che non potevo fare nulla di bruso. Ed è questa cosa non è che mi piace mera. Non mi piace mera, poi comunque a Savini c'è qualcuno che de gusta credenzia chi ci vuole la pizza del Susardo, la approfitta verso di noi. Poi fare in digrei, meisannus, chi si ottendi traballo, chi diseo ottendi la possibilità di rendere uno stipendio, tanti portavo via, tanti vigao, tutto questo che noi teniamo. Tanti distruggio la piana d'Ertana, tanti rovinao la laguna di Santa Igia, tanti ma ci venuti in mera, non potevo ragionare ora e ora su questa cosa. Deo non bio su Cagliari la squadra è boccia, non è stetia su Cagliari in questo 100 anni scetti la squadra è boccia, ma è stata mera de Bruso, sa squadra in cui uno sardo bisara. Bisara e cercare di far comprendere agli altri che non siamo pastorici, che non siamo bandieri, questo che si lavora riva, si vuole andare al volo, come ha fatto riva questo Castello, ha fatto comprendere che si Sardegna non vi scetti terra dei pastorici e dei bandieri. Oggi potevamo fare comprendere a tutti che in Sardegna teniamo ancora ricchezza che non funti sfruttata, che i beni esatti si divulgano e noi non valorizziamo come da valorizzare. Non ti vimos essere terracos in domo nostro. Ma ci funti sarà così che convinto di essere no, me è contento di essere Seracos. Quest'anno questa pandemia non ha cambiato la cosa. Come ti vieni tu su Castello?
te vimos aspettare, tu te pensas? Intanto la pandemia ha cambiato cosa con l'Ottus. Non è che ha cambiato cosa su Castello, ha cambiato cosa su Bologna o su Torino o su Fiorentina. E non ha blindato i spettatori, non ha fatto di naia su stadio, come non ha fatto su Castello, non ha fatto disastro. Tocca a amare questa coscienza e cominciare a comprendere che quando lui ha perso questa blindata dei spettatori su stadio, da 500 su 10%, su 15%, ha lasciato su 15% cosa conti spesa. Poi c'è le NAI, che poi su di NAI è blindato come su proprio, cioè su di NAI più importanti, dell'atti romana, che funti i diritti televisivi. Funti a ribasso su proprio. Quindi non fai creare a tutto che lui non è più di NAI o c'è stata questa pandemia. Uno è che di un presidente della squadra di pallone in cui arriva su proprio 40 milioni di diritto televisivo. E non deve costruire sui ristoranti stati sagittari che avranno sarà 2 anni che non hanno lavorato 2 anni e non arriviamo a questo di NAI. Chicago deve fare questa differenza giusta, se non si piegano in moi pure, in questa cosa pure si piegano in giro questa gente. Io penso una cosa, innanzitutto, se tocca questa pandemia, forse c'è occasione per un abbassare questo rispetto, questo scontrato che sono giocatori. Non è che uno Castello su Castello, cioè i moi Giulini si dia fatto questo contratto fatto prima della pandemia, dobbiamo donare valore alla regione, ma con Godin. Su contratto a Godin si dà fatto su 30 di settembre, su 30 di Capodanni, e quando si dà fatto questa pandemia, teneva già 7 mesi si appavasa. Cioè via passare già 7 mesi e mu già i bio i tobianai questa pandemia. Ha fatto questo contratto, 6 mesi dopo non donano più su di noi e hanno concordato di regni. Questa cosa via, non dobbiamo stare dando su di noi quando hanno fatto questo contratto, non è che prendere i moi. Certo. E noi poi questa pandemia, non dobbiamo stare donando su di noi, proprio perché dobbiamo stare comprendendo già in Sandos. Chi non ci via su di noi può andare in Antisi e questa cosa non dà Deo, dà su bilancio su Castello che a su 30 di giugno dei 100 anni era stabilito che ci viera una voce su bilancio che non poteva essere controllata. Questa voce via su di noi da donaesca ai giocatori. A Inter su Castello, i giocatori, chi per gusto che fanti e per su paragone volevo fare un anno passato, 2 anni fa, 3 anni fa, pigano a bassa di noi. Che non tiene senso. Non è cosa solo, cioè gente che piega in su Castello che piegava 1 milione. Forse ci arriva su Azzo, forse ci arriva con, ma non siamo mica convinto che sia ricci. E poi ci sono spicciocati che arrivano, che non hanno dimostrato ancora nulla, picano 1,2 milioni, 1,3 milioni, e a ricci che lui è andato in crisi, non questa pandemia, la pandemia è un'altra cosa. Cagliari-Napoli, 27 gennaio 2008, una data che nessuno dimenticherà più. Si arriva alle soglie del 90° e in quel momento rimangono solamente 4 minuti da giocare, 4 minuti di recupero. Il Cagliari insiste, un'azione di Geda a ridosso dell'area porta al tiro il brasiliano, palla non trattenuta e Matri fa esplodere il Santeria, il 1-1. Rimangono da giocare 1 minuto e mezzo, probabilmente 30 secondi in più, ma la sensazione strana di quella partita è che quel minuto e mezzo sembra tantissimo e sembra anche che il Cagliari improvvisamente, dopo aver attaccato a lungo, non voglia più smettere di attaccare, voglia inseguire a tutti i costi il risultato. Sulla palla c'è Foggia, siamo distanti per un tiro diretto in porta, ma ci può essere l'ultimo assalto. 49esimo che scoppia in questo momento, Foggia sul pallone, pronto alla battuta, la rincorsa di Foggia, palla all'interno, gol di Conti, Cagliari che vince 2-1, gol di Conti, Cagliari che vince la partita in pieno recupero, il Santeria è un tripudio, allontanate le streghe. Bidinde come su Castello commenta su cercando di fare questa squadra, ma secondo te un giocatore che
chi serve di più de atteros o giocatori finzer giovanos che tenemos già in domo, che sono da valorizzare, che possono essere importanti. Questa è un'altra cosa che noi andiamo innanzi, questo di valorizzare i giovani su cosa nostra. Promuovi su di noi, noi abbiamo procuratori che vogliono picciocchetti che non sono più bravi dei nostri, ma muovendo su giocatori pigliano su di noi delle percentuali. E poi questo non pigliamo su picciocchetti che diventa fuori da te su vivere cosa nostra. Questa è un'altra cosa che è succedendo. Noi teniamo sempre lo spago giocatori si sardo su Castello e non è che questo che arriva su posto di giocatori sardo. È fuori classe come ti chiamano. È proprio questa cosa. E costa a mela de Bruso. Costa a mela de Bruso poi costa a mela de Bruso con il suo contratto volo, con il suo stipendio volo. Tripaldelli che non so se ben sa tradire, pigliare a 350.000 euro a sanno. Un giocatore come a De Iola di pigliare a 180. Poi si comprendi. De Iola devi già i 3-4 campionati fatti su Girendi a Lecce, a Spezia, a Parma e giocando. Questo non è mai giocato nel vestito del suo settore giovanile e pigliare sul doppio di questo che De Iola. Poi si deve che tenere tu andrà bene a fare una squadra esperta, poi si la aggarrare o tocca de cambiare, deve fare qualche cos'altro e ti si può fare. Io devo fare la squadra con gente che comprende di tornare a giocare con questo Castello. Con gente che comprende che noi scelti su giocare questa boccia, tornare a usare gusto che penso Deo, ma che comprende che noi giocare fai bisai questa gente, che gioca su sardo che cresci, che gioca su sardo che ho il tennis a facciata, che sta in faccia a tutto e non deve più sbergongiare di roda. Sì, quella volta al semaforo mi ricordo che mi fermo con la macchina, si avvicina uno, mi fa: bello stare in vacanza in Sardegna, Dico, no guarda, no, non sto in vacanza e te lo dimostrerò. E alla fine ho vinto io. E arriva Cagliari-Napoli, perdevamo 1-0, gol di Hamsik. Succede che fa gol Matri, l'1-1, poi dopo 20 secondi punizione di Pasquale Foggia. Arrivo io di testa e facciamo il 2-1 e vinciamo una partita, ma ancora ho in mente l'urlo dello stadio perché quello è il gol che riguardo più volentieri. Di Cagliari ho sentito la prima volta guardando la televisione in Uruguay da piccolo, guardavo il calcio italiano e lì guardavo perché c'erano Enzo, c'era Fonseca e Pepe Herrera. Lopez, gol! Diego Lopez, dopo il colpo di testa di Conti, la palla è rimasta sul posto e Lopez l'ha girata in rete. 45 minuti e 10, saranno 4 quelli in recupero, dovranno essere inferno se si vuole pareggiare la partita. 2 minuti ancora, parte il cross di Canini, la Rivei, parato il portiere, gol! Daniele Conti e lui ancora una volta 47 minuti e 20 il Cagliari pareggia. Però il cuore ce l'avevamo grande noi, quindi con il cuore grande andavamo a lottare dovunque e non avevamo paura. Insieme credo che non ci metteva nessuna squadra sotto, sicuramente a livello tecnico erano più forti, questo sì, però noi riuscivamo a tirar fuori il massimo. Giocatori che hanno compreso gusto, lo staremo finito da che non è andato in pensione. Poi ha introdotto questo spogliatoio, funti giocatori che vanno a imparare, e spicciocati che arrivano e tornare a gusto. Non sono per 2 mesi di gusto, perché non intendo che basta che uno arrivi in un sudinai e tutti poi essere ben chiuso, devono che non ti comprendono nulla. Poi in noi a tenni tutti questi giocatori che in noi anti comprendono che possono dare un'anima, che vogliono diventare i sardos o issus prima dei sardos e che oggi votare in antisi questo pensiero, questo biso che diventa il sardos, del biso Castello sempre giocare a faccimanna con squadra con forti dei issus e che pure quando verdinti, di bessinti a fuori del suo campo, a faccia manna, a Castiani in faccia a tutto, poi sta contento di questo che hanno fatto.
Vittorio, in tutto questo anno, rubato un giocatore che secondo te ha tenuto poca fortuna e chi poteva fare di più e non ha potuto fare, un giocatore che ti ha impressionato e che può moderare, non è riuscito a fare questa cosa, forse sì, non è stato bene o non si sta ambientato, qualche giocatore... Uno ha parlato in Sardegna, uno che secondo me un po' gruppato a volo, poi quando via Piccioccheddo, via mezzo sconchiao, sicuramente il ragazzo era un giocatore che poteva fare mera deluso di questo che ha fatto, che tem un modo di giocare a pallone che paga sui denti. Tocca tornare a Nagu, che parlavo prima, c'è fortuna, c'è concavo. E tornavo a questa scuola, tornavo come ti pensavo su spiccioccato su cosa nostra, come ti pensai i sfili su cosa nostra. Su sport vai a imparare gusto, fai comprendi che noi dobbiamo traballare per ottenere le cose che io vedo e dopo fai gusto e una volta si vorrà lui, ne devi pensare, devi commensare, su sport è gusto. In tutto questo anno ti ho fatto 3 numeri di 3 giocatori che a me sono sempre abbarrato in Saconca, non solo come giocaiana ma proprio per amore per Sardegna. Daniele Conti, Nelson Bacon e Diego Lopez. Tu chi lo sai conosco, commenti l'orbie soe che non giocano più, e te relatate in questa Sardegna? No, così hanno due, Conti. Sul fortunato di Gustus è Daniele, che aveva a Castello, ha rinunciato a Fadinai, poi voleva Fadinai dall'altro luogo, voleva fare l'allenatore in Moi e pensare a Fadinai. Io a comprendio i tuoi vivi a Castello, i tuoi è Sisardo, e a Scerau de Sisardo e Castellaio e devi vivere tranquillo, un gusto di nascere a guadagnare e il gusto di guadagnare prima. E noi pago, poi questo lavoro che va in giocatori ti permette, se non si sbeviamo, devono a patti di nai, può diventare beccio senza preoccupazioni. Daniele Conti è solo fortunato. Isatrus, fortunato con lo spago, Diego si via poi non si via muovere da Castello. Poi succede che però fai allenatore e quando fai allenatore tocca di muovere, però è sempre stato come tanto. E a Becon è uno che si dona 2000 euro a su mese può allenare spiccioccato su Castello, dall'Uruguay a autostop, poi là in Sardegna è questa cosa massima, è questa cosa che o vi fai o fai, spera che vai, è ancora giovanetto che chissà non riesce a tornare in Sardegna. Sì, tu ti hai a fare un pago, a andare a sostifoso del suo castello, una cosa che secondo te è importante per aiutare, per sostenere la squadra. Tu te li devi andare a tutto il tifoso e ti tocca da fare. Come ti si può fare bene su Castello? Grazie, i tifosi sono veri, sono evidenti che anche comprendere di tornare su Castello non tenta bisogno di conseguire Deo. Se Deo che posso comprendere questo, se tornare, c'è gente che spende su di noi che deve per questa squadra, che ci crede, e poi questo è una religione su Castello, quindi i tifosi veri non tenta bisogno di questo. Ci punti voi tifosi che non ancora comprendono bene come questa cosa e il gusto solo che forse si ha da far comprendere a livello come tanti comprendono i spicciocchetti su cosa mia, come i spippino quando cominciavo a essere manucchetto anche cominciavo a comprendere dove andare di fare la squadra boccia oppure ti fai su Castello, tanti comprendi questa differenza. Ci sono dei gusti che forse non devi ancora comprendere, ma ci sono dei gusti che non comprendi mai. Poi su Castello duri fantavolta, a ci vuoi tirare sardo, ma io su Castello su giocavalloni, poi Castello su giocavalloni e ti fanno altra squadra e non ti comprendi a fondo i tuoi sostegni su Castello. Sostegni su Castello, o non è qualcosa di brutto che dai Castello a partire e si pregiauso o si triste a seconda del suo risultato. Quando uscendo da un paese freddo come il Belgio, no? Arrivando
in Sardegna, a Cagliari soprattutto, dove tu vedi le stesse cose che ho vissuto da piccolo, perché io da dove sono io c'è il mare, c'è il sole, c'è tutto, e ho detto ma sono tornato a casa. Io lo dico sempre questa cosa, noi potevamo scegliere di far nascere i bambini a casa, però la scelta è stata di farli crescere qui, perché siamo stati sempre bene qui e sapevamo che non ci mancava niente qua. E la scelta è stata quella, abbiamo avuto tre ragazzi, perché oggi sono ragazzi, sono nati qui, nati e cresciuti qui, che per far crescere i bambini, secondo me, un posto migliore è difficile di trovarlo. E quindi sì, Cagliari nel destino, diciamo che più vivo qui e più mi sento fortunato, perché comunque ci sono persone veramente di alto livello sotto l'aspetto umano e anche la mia famiglia si trova alla grande, quindi siamo contenti della scelta fatta. Cagliari per me rimarrà sempre dentro, perché è sempre facile dire, no? Tutte le volte che devo ingrassare qualcuno, no? Diciamo sempre la stessa cosa, no? Ma è la verità. E Cagliari per me è il top, perché il Cagliari mi ha fatto rivivere il momento più bello della mia vita. Vittorio, tu come quest'anno come ti sei impegnato? Ue ti vogliamo morbiere o ti vogliamo intendere? Vorrei ascoltare a Radio Super Sound. Come ti stanno passando, devo fare 3 minuti su ogni 4 ore, commenti ori su dito da cronaca. In questa trasmissione ci fu un teatro sugli interventi e questione del sport. E fare su 3 minuti che vi divertimento, però tu fai in libertari, e questa è la grande differenza. Invece di vai 90 con qualcuno di voi a capo a partire, senti devi venire a poeta, c'è qualche cosa che non è pragica di gusto, non è pragica di quest'altro, è meglio a fare gusto. Mi faccio 13, ma nessuno mi ha nulla su gusto che ho, mentre quando ne faremo 90, dopo intendi voi, ma questo non doppia stanai, che non ci sta in questo mondo. Quindi 3 minuti su ogni 4 ore faccio più della trasmissione a questa gira, tratta tutto, faccio su Luisi, su Mlecquisi, su Genavara, dei setti di Amerivi, risotto, questione di rotto, sempre con questa musica a intro, e poi traballo con Galleria Progetti, faccio su momento a caldo, quando acaba questa partita, sto trabalando con tutto Cagliari e faccio su momento una volta questa gira, a traballare con un'altra estate mia cittadina. Negli ultimi 18 mesi ho tornato a Bifi del giornalista libero, che la gente mi ciccara e se mi ciccara non è che questa cosa è apprezzata e io traballo questo, mi domandano una cosa che non deve più entrare, non deve essere più cosa per 4, 5 d'estate, faccio per ognuno una cosa differente, però traballo con l'otto e sul fatto che mi cicchi in merasa mi fa comprendere che questo traballo che faccio è traballo apprezzato. Vittorio, io ti do grazie per la passione, la competenza su chi ha nato non solo di su castello ma di sport come valore, di questa passione manna che ha e che trasmetti a sa gente, e speriamo di ritornare con noi sia a spiegare di questione di sport e di un castello che speriamo possa essere protagonista del suo campionato che ha da partire. Sì, anche Diabola.